Siamo all'X-Center di Nova Gorica, dove presento la mostra Adlib, in cui viene esposto una scultura sonora che si intitola appunto Adlib, ed assieme ad essa vengono esposti alcuni disegni preparatori del progetto. L'opera Adlib risale al 2017-2018, ma in realtà il progetto, la prima idea, è nata nel 2010 ed è nata un po' come un gioco di parole sul concetto di organo artificiale. Allora, giocando con queste parole, ho visualizzato questo strumento ibrido, un organo a canne suonato da uno strumento medico, cioè un respiratore polmonare automatico. Dalla prima idea nel 2010 ci sono voluti 3 anni per realizzare il primo prototipo e poi altri 3 anni per riuscire a realizzare la prima versione di grandi dimensioni. L'opera che viene esposta qui in mostra è appunto del 2017, poi leggermente modificata nel 2018, ed è, diciamo, la versione definitiva di questo progetto. Appunto, l'opera è realizzata combinando 9 canne d'organo con un respiratore polmonare automatico, cioè una macchina medica professionale che viene utilizzata per dare supporto alla respirazione alle persone che sono affette di gravi patologie. La combinazione tra questi due oggetti, che non hanno apparentemente niente in comune perché vengono da 2 ambienti completamente diversi, crea appunto un oggetto ibrido, uno strumento musicale ibrido. In qualche modo, nella mia idea era di creare un oggetto che sia una metafora, cioè dalla giusta posizione di queste due cose ne nasce una metafora, un oggetto terzo. E il concetto alla base dell'opera è in qualche modo la responsabilità etica, chiedere al pubblico, sollevare una questione sulla questione etica di chi ha la responsabilità di tenere acceso questo respiratore polmonare, esattamente come quando un paziente soffre di gravi patologie e quindi ha bisogno di essere attaccato ad un respiratore polmonare, così quando il respiratore polmonare entra in funzione, che è una macchina salvavita, chi ha la responsabilità di spegnerlo e quindi chi ha in qualche modo la responsabilità di porre termine alla vita del paziente. Ecco perché il titolo è Adlib. Adlib è l'abbreviazione di un termine latino che vuol dire ad libitum, che in campo musicale vuol dire 2 cose. Fondamentalmente la traduzione di ad libitum vuol dire a volontà, cioè si può fare qualcosa seguendo la propria volontà. Allora, in campo musicale, ad libitum significa che un musicista può riprodurre alcune battute di uno spartito quante volte vuole, cioè a libera volontà, a libera scelta può decidere di ripetere queste battute. Ovviamente qui l'idea è proprio questa: una volta accesa la macchina, queste battute dello spartito vengono ripetute a volontà. Però ha anche un altro significato ad libitum, cioè se uno strumento è segnato ad libitum su uno spartito, questo significa che il direttore d'orchestra o comunque l'esecutore può scegliere se utilizzare oppure no questo strumento, e anche in questo caso, anche in questo senso qui, in qualche modo si applica all'idea della mia opera. Quindi l'idea è di avere uno strumento musicale che in questo caso, proprio perché l'organo è uno strumento iconico che richiama nella cultura occidentale il concetto di requiem, di musica sacra, allora c'è una citazione del requiem di Brahms, l'opera 45, nella quale appunto l'organo nello spartito è previsto ad libitum, quindi mi sembrava anche in qualche modo che fosse una perfetta combinazione tra una composizione che mi piace molto e che ha una profondità musicale veramente molto intensa, e anche però il riferimento all'organo ad libitum.
L'organo all'interno ha un ventilatore da organo, quindi suona costantemente un pedale con un accordo in Fa, che è appunto in riferimento all'inizio della composizione del Requiem di Brahms, in cui c'è un organo che suona un pedale in Fa maggiore. Di conseguenza l'organo suona costantemente questo accordo di quinta in Fa maggiore e l'accordo viene completato, la triade viene completata ritmicamente da due canne che vengono suonate ritmicamente appunto dal respiratore polmonare. Una delle cose interessanti di questo lavoro è stato appunto, siccome voleva mettere in luce, porre una questione, in qualche modo essere un oggetto metaforico che solleva delle domande, non dà risposte, ma solleva delle domande verso il pubblico riguardo appunto la responsabilità etica nel campo della medicina, ma anche in generale al rapporto che c'è, al limite nel rapporto tra uomo e macchina. Allora, una cosa interessante è stata che per realizzare questo lavoro la cosa forse più difficile è stata proprio quella di utilizzare la macchina medica esattamente come se fosse con un essere umano. Quindi la macchina medica non è stata in alcun modo modificata, funziona esattamente come se funzionasse su un paziente umano, ma trattandosi appunto di una macchina che ha lo scopo di salvare la vita alle persone, ha molti sensori e molti allarmi legati ad alcuni parametri vitali. Quindi la cosa molto difficile è stata far sì che la macchina medica funzionasse senza percepire le canne come un qualcosa di estraneo, ma anzi che percepisse questo organo, questo strumento musicale, questo organo, come un corpo umano. Quindi in qualche modo al centro di questo lavoro c'è proprio un lavoro nel cercare di aggirare i limiti della tecnologia per far credere alla tecnologia che questo strumento musicale in realtà sia un corpo umano, e questo in qualche modo va a dare ancora più valore o profondità a questo progetto di metafora, di questa appunto unione simbiotica tra due elementi che non hanno apparentemente nulla in comune.